significato particolare? No, però mi piace. Anche magari pensavo fosse una scarabella. Alla Klopp. No, mi piace, mi sono sempre piaciuti. No, ma a casa ne ho più di 50 berretti. È una cosa che mi piace, è una cosa che mi piace, allora in panchina è utile. Anche perché quando mi devo sfogare lo lancio per terra, se no o vado dal mio secondo, ma poverino è piccolino. Luca, mi piace Luca questo. Sì, va bene, sì. Quindi più che un portafortuna, comunque un feticcio, ecco, qualcosa con cui sfogarsi. Ah sì, prendiamo tutto, dai. Sì. Adesso è diventato anche un portafortuna, diciamo così. Okay. A parte questo, mister, che indicazione ha tratto da questa partita, al di là del risultato, insomma? Allora, il risultato diciamo conta poco, ma però non ci tengo a perdere neanche le amichevoli, quindi poi alla fine conta. Era importante fare una buona gara, arrivavamo da una settimana dove abbiamo fatto carichi altissimi, ancora ieri mattina abbiamo caricato tanto, stamattina abbiamo fatto allenamento, siamo venuti giù, abbiamo fatto 2 ore di pullman, i ragazzi erano abbastanza stanchi e carichi, però hanno risposto bene in campo, manca ancora la forma, manca ancora tanto, però le risposte che volevamo le abbiamo tenute. Un bilancio del ritiro complessivamente? Il bilancio positivo, volevamo caricare tanto, l'abbiamo fatto, l'abbiamo usato per questo, il gruppo si sta compattendo, adesso cominceremo tutte le amichevoli una dietro l'altra dove poi andremo a finire, diciamo, e sperare di arrivare in forma per poi le partite che contano veramente. Si è visto qualcosa dei suoi schemi oggi, come li ha visti eseguiti? Sì, allora quello che abbiamo provato, i ragazzi ci hanno provato, è normale che oggi era la prima partita in campo grande e quindi con un avversario vero, tante dinamiche bisogna ancora apprenderle, è un calcio, il mio quello un po' basato tanto sulle letture, quindi i ragazzi stanno applicando, stanno facendo benissimo. È normale che oggi più che altro non si è visto ancora tanto, ma più che altro perché l'aspetto fisico alla fine fa la differenza. Anche perché devono conoscersi anche tra di loro. Sì, al di là di quello devono conoscere, ma oggi era come si è visto, era proprio una differenza, la differenza l'ha fatta proprio l'aspetto fisico. Senti, come modulo sei partito col 4-3-1-2, poi 4-3-2-1, 4-3-3 finale, che indicazioni hai tratto? Cosa quale insomma magari ti ha dato più garanzie, chiamiamo così? No, è dall'inizio che diciamo che è una squadra dove ti puoi, diciamo, divertire. Siamo partiti con 2 punte centrali e un tre quarti, il secondo tempo idem, poi è entrato di nuovo Beltrame, siamo messi con 2-1, 4-3, chiamatelo come vuoi. Stiamo un po' cambiando un po' di cose, ma più che altro perché hai i giocatori duttili per farlo, quindi più soluzioni hai, più puoi far bene. E poi una difesa, si vede che la squadra è allenata da un ex difensore. No, ma un sacco l'ordine. No, vabbè, i ragazzi sono bravi, abbiamo dei difensori forti, applicati, gente che ha voglia poi di mettersi in mostra e di dare il proprio contributo. Anche lì dove abbiamo ancora molti margini di miglioramento, anche perché siamo passati da una difesa a 3 a una difesa a 4, dove arrivano elementi dove erano abituati a giocare con la difesa a 3, quindi anche lì possiamo ancora migliorare, c'è ancora tanto da migliorare, un passo alla volta, piano piano, e cercheremo di sistemare tutto. Buone risposte dai giovani. Sì, sono molto contento, ma sono giovani molto interessanti perché più che altro quello che mi piace è che non hanno paura di giocare, hanno paura di mettersi in mostra, e questa è una cosa positiva, che è una caratteristica che tanti giovani non hanno. Invece i nostri senza paura, aiutati dai nostri vecchi, diciamo, a esprimersi al meglio. La curiosità, attacco atomico con tanti nomi, alla fine aveva segnato il 2006 difensore della Juniores. È giusto anche così. Io ho detto, scherzando, il direttore mi ha detto ma tu sai difendere? Ho detto ecco, facciamo difendere gli attaccanti, facciamo fare gol ai difensori. Quando si vince va bene tutto. È stato anche un bello schema.
Sì, sono cose che tra... No, adesso ancora non siamo arrivati a fare palle attive, però sono giocate che ormai a volte hai nel proprio bagaglio, quindi sono stati bravi. L'ultima sulla scelta del capitano è stata una scelta decisa dalla squadra, magari qualcuno si aspettava uno di tre confermati l'anno scorso, invece hai scelto Aliou, come è stata? No, vabbè, ma questo ho condiviso col direttore, dove sicuramente alcuni giocatori lui conosce meglio di me. E infatti la scelta del capitano è arrivata dopo 2 settimane, perché volevamo insieme al direttore, allo staff e anche quei ragazzi conoscere un po' anche le personalità dei giocatori, quindi poi è arrivata una scelta condivisa con la società, penso che sia la scelta giusta.